4-8 il punteggio. Puntorieri a ricevere, Pugliatti all'indietro per Francesco Pugliatti, la schiacciata. Stavolta Ruggeri non riesce a prenderla. Quinto punto per la Jolly. Che adesso va al servizio con Stefano Diana. C'è o non c'è? Arezzo. Su Francesco Pugliatti a schiacciare per la Jolly, pallone che torna nel campo della squadra 5 frondese. Dionisio Di Pasquale chiamato in Pipe che va a finire out e prende 5 punti di vantaggio Aci Castello. Tacco centrale con Peppe Orlando, messo a segno. Riduce lo svantaggio la Jolly, 6-10. Primo tempo vincente formato dalla coppia Pugliatti Orlando. Abbiamo visto e rivisto tante volte lo scorso anno nel campionato di Serie C. Per la Jolly Francesco Pugliatti al servizio. Plot per lui, sempre sul libero Ruggeri. Out, la schiacciata di Arezzo che si era coordinato bene ma carica troppo il braccio e palla out. 7-10. Ancora Francesco Pugliatti al servizio. Lunga questa palla su Bonsignore. Recupera il libero Ruggeri. Peppe Orlando per la Jolly. Luciano 1000 sulle mani del muro avversario per ottenere l'8º punto. Francesco Pugliatti al servizio. Chiama formazione il capitano Balsamo. Francesco Pugliatti ancora al servizio, sempre sul numero 11 Bonsignore, la grandissima schiacciata di Arezzo. Santa Croce non può farci nulla su questa schiacciata e spezza il ritmo della Jolly, la Castello. 8-11. Sagli in bene al servizio. Jump flot per lui, riceve Fabio Remo. Luciano 1000 a tutto braccio sul muro avversario. Non a punto per il 5 frondi. Sì, questa palla si insacca. Si chiude il cambio per la Jolly, esce Fabio Remo, rientra Dionisio Di Pasquale. Luciano 1000 al servizio, autore dell'ultimo punto. Luciano 1000, spin per lui. Buona. Molto forte. Tiene bene.
Mamma mia, che costruzione dell'Agi Castello. Balsamo urla di gioia. Grandissima azione dell'Agi Castello. Buona ricezione su questa bomba comunque della battuta sì. del 5 Frondi. 9-12. Si deve di nuovo asciugare il campo. Costruzione Jolly, Dionisio Di Pasquale, ottimo questo pallonetto, ha visto quella mancata copertura dietro al muro. Si ha visto un buco ed esperienza, Dionisio ha bucato l'Agi Castello. Di nuovo a -2 la Jolly. Si fa sentire anche il pubblico del Palabonini. Peppe Orlando al servizio. Riceve Ruggero, Balsamo, Pipe out. No. Out, sì. out. L'ho vista bene. 11-12, rivediamo il replay. Abbiamo un rallenti bello chiaro, sì, pallone out, in. Secondo la regista in. Io l'ho vista out. Comunque l'ombra può ingannare, l'ombra del pallone. Rivediamolo. La ricezione di Ruggero, Balsamo che chiama la Pipe. Abbiamo fermato il replay dopo il rimbalzo, ma sembra in comunque. Adesso mi sto ricredendo. 11-12, time out chiamato da coach Ruggeri. Dietro di uno la Jolly, torna adesso in campo. Eccolo, abbiamo rivisto, era in. Abbiamo rivisto il replay, zoomato in quella zona del campo. Grazie alla regista, Annalisa. Sta Orlando ancora al servizio per la Jolly. Riceve, non bene, ma Balsamo ancora una volta a sistemare un grande pallone. Palla trattenuta. Dopo il tocco dei giocatori della Jolly, quindi niente pareggio per la Jolly. 11-13. Balsamo, mamma mia, comunque le sta sistemando tutte. Servizio a Castello che si ferma sulla rete. Pasanaro colpisce male il pallone. 12° punto, mister Tomasello ancora una volta a chiamare i tifosi della Jolly. Marco Pugliatti al servizio. Pallone lungo. Colpisce troppo forte, la Jolly non riesce a pareggiare. Quindi torna in vantaggio di 2 la Castello. Adesso al servizio con Balsamo e occhio al servizio, perché con questa rotazione la Jolly fatica molto a trovare il punto. Balsamo riceve 1000, Pugliatti all'indietro per Dionisio Di Pasquale, copre Balsamo, la tiene Ruggeri in campo, free ball. Vediamo la Jolly come la sfrutta. Attacco centrale di Diana che si sveglia e suona le campane. 13-14, ancora indietro di una la Jolly, costretta a rincorrere gli avversari. Dionisio Di Pasquale al servizio. Plot per lui. Balsamo sistema sempre il pallone, muro di palla accompagnata di Bonsignore, nemmeno Arezzo c'era, no pardon, Battiato
ha smesso di crederci, giustamente, perché era nettamente accompagnata. 14 pari, si era fermato Battiato. Anche l'arbitro però non è che abbia fatto... Battiato si era fermato e poi ha ricominciato a prendere la corsa per recuperare il pallone. 14 pari, ancora Dionisio Di Pasquale al servizio, sempre molto corto, e Balsamo sistema un altro pallone. Out! L'attacco di Saglimbene e passa in vantaggio alla Jolly. Si fa sentire il pubblico, anche mister Tomasello si sbraccia per chiamarli. 15-14. Palleggia in bugger Dionisio Di Pasquale, adesso in palleggio, in attesa che si asciughi il campo degli avversari. Dionisio Di Pasquale, molto corta, Balsamo sistema un'altra palla, Stefano Diana a murare. Cala psicologicamente la formazione ospite. 16-14. Dionisio Di Pasquale ancora, servizio jump float per lui, ancora teso, stavolta riceve bene Ruggeri, attacco centrale, tiene Marco Pugliatti, alza e poi Ciccio Pugliatti sulla rete dopo la buona alzata tra l'altro in bugger di Alessandro Santacroce. 16-15. Francesco Pugliatti deve sfruttarle meglio queste occasioni, gli capitano spesso. Bonsignore al servizio, jump float 1000. Francesco Pugliatti, tocco del muro ma si distende Balsamo in difesa. Balsamo fa tutto, Balsamo, ed è out. 17-15. Dicevo, Balsamo è in ogni zona del campo, le sta prendendo tutte in copertura, ma soprattutto sta sistemando un sacco di palloni al palleggio. 17-15. Cambia il servizio per la Jolly, esce Stefano Diana ed entra Giacomo Varamo. Parla adesso Giacomo Varamo con Dionisio Di Pasquale, con il mister, pronto a questo servizio sul 17-15. Cambia lato del campo, vedremo su chi la batterà, probabilmente nella zona di Ruggeri. Ecco qui, non al meglio la ricezione, attacco centrale tenuto da Giacomo Varamo, un po' di difficoltà per la Jolly, poi comunque viene recuperato, forse una doppia, sbaglia tutto qua Saglimbene, e chiama la doppia poi. Sì, l'arbitro si ferma anche Saglimbene. Infatti 18-15. Chiede spiegazioni Battiato, chiede l'avvicinamento Saglimbene, cartellino giallo che manda dopo le proteste, molto arrabbiato Bonsignore. 18-15. Era Saglimbene che è stato ammonito. Sì. Non ho visto però sinceramente cosa è successo in campo. Sì, perché ha chiesto proprio l'avvicinamento suo. Giacomo Varamo ancora al servizio. Pallone stavolta ricevuto bene, Balsamo sistema e di rabbia ottiene il 16° punto. Arezzo. Si chiude il cambio, rientra Stefano Diana ed esce Giacomo Varamo. Avanti di 2 la Jolly. Cambio anche per la G Castello. Sempre al servizio. Esce Battiato e rientra Pricoco. La battuta al salto. Sì, esatto, spin. Quindi occhio al suo servizio. Vediamo se la forzerà. No, pallone flottante per lui. Non riceve bene Dionisio Di Pasquale, non è buona l'alzata. E c'è un'invasione. Sì, pure l'invasione del muro. E Bonsignore sotto al seggiolone dell'arbitro a protestare. Ma è invasione, è invasione.
Comunque Luciano Mille aveva sistemato un pallone davvero in maniera ottima. Ancora sotto al seggiolone dell'arbitro Bonsignore. Luciano Mille a spiegarsi con gli avversari. Bonsignore e Mille. Fair play. È giallo anche a Luciano Mille perché si era avvicinato mentre Bonsignore era sotto al seggiolone dell'arbitro. Si era avvicinato anche Luciano Mille. 19-16. Anche mister Tomasello aveva chiesto una spiegazione, mister Tomasello, e l'arbitro gli dice di stare zitto. Ma mister Tomasello stava solamente cercando una spiegazione. Si è innervosito l'arbitro. Francesco Pugliatti al servizio, non un'ottima ricezione, Balsamo a sistemare il pallone e di rabbia anche Sagin bene. 17° punto dell'Aci Castello, 19-17. Vediamo come reagisce Aci Castello. Sagin bene al servizio. Out! Lascia sfilare. Out! Lascia sfilare Dionisio Di Pasquale. Si sposta all'ultimo secondo e fa bene perché ottiene il 20° punto. Cambio. Altro cambio, come Esce. sempre. Esce il primo alzatore Marco Pugliatti, entra il secondo Domenico Laurendi. Alziamo si alza il muro della Jolly. con Luciano Mille al servizio. La forzerà? Sì, Spin per lui. Molto forte. tenuta bene. Balsamo in bagger. Santa Croce non riesce a tenere questa schiacciata. 20-18. Si chiude il cambio. Rientra Marco Pugliatti al posto di Domenico Laurendi. Bacia il pallone Arezzo. Lui al servizio. Zona di conflitto. Luciano Mille ostacola Simone Puntorieri e non c'è ricezione. Torna indietro di uno l'Aci Castello. 20-19. Si chiariscono adesso i due, Luciano Mille e Simone Puntorieri. Esiste una parolina magica chiamata Mia. Era del libero. Sì, vabbè, sicuramente. 20-19. Ancora Arezzo al servizio sul Di libero. nuovo. Luciano Mille in bagger verso Dionisio Di Pasquale, la copertura a fondo e il pallone che finisce out. 21-19, altro break della Jolly. Bellissima questa schiacciata di Sì, Dionisio Di una Pasquale. bella alzata di Luciano Mille da fondo campo. In bagger. Da posto 1 in bagger. Ma l'Orlando Furioso al servizio. Chiesto formazione ancora il capitano Bonsignore sul 21-19. Si fa di tutto per interrompere i ritmi di questa partita. Ecco Orlando, pallone Tesa. teso. Pipe. Una pipe, ma c'è buona guardia di Francesco Pugliatti. Dionisio con un colpo strano, una doppia. Mi sai bene. No, di 22-19. Balsamo. Veramente tutte e due hanno toccato. Sì, hanno fatto entrambi. Piega le dita la palla di Balsamo. Chi prima chi dopo. 22-19. E stavolta sì. Chiama a time out mister Ruggeri. Cerca di svegliare i suoi. Sul 22-19. Per gli avversari.
Pallone raccolto da Peppe Orlando, pronto a questo servizio dopo il time out chiamato dalla formazione ospite. 22-19 il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Teso sul numero 11 Bonsignore che adesso schiaccia, c'è la copertura. Peppe Orlando si chiama il pallone e Mille costretto alla free ball. Fassanaro. Bravo Orlando. Peppe Orlando Non riesce Dionisio Di Pasquale. la difesa, la copertura a muro Di su Pugliese. schiacciata di Dionisio, se non erro. Sì, 22-20. C'è l'arbitro Si chiude il nella cambio. mia... Si chiude il cambio, rientra Battiato al posto di Fasanaro. Sì, E si cambia alza al il servizio muro, anche. anche- Cambia al servizio anche. Esce Fasanaro. È entrato il numero Vitale, che è già entrato nel corso della partita, proprio in battuta. Avanti di 2 la Jolly. I fischi del Palabonini, pallone teso, riceve Dionisio Di Pasquale. 4 però l'attacco centrale che si ferma sul nastro della rete e torna indietro di 1. La Castello 22-21. Vitale ancora al servizio. No, pronta ricezione. Cerca di sistemare questo pallone la Jolly, lo fa con Francesco Pugliatti. Costruzione, free ball, copertura di Luciano Mille. Dionisio Di Pasquale viene murato, copertura di Puntorieri. L'alzata di Luciano Mille, mura ancora, Puntorieri ancora. Pugliatti stavolta ancora Dionisio Di Pasquale. Oh. Balsamo. Era... Una sì. Sì. doppia. Un'altra doppia dell'Aci Castello, 23-21. Vitale esce dal campo. Proteste Dicendo del no, secondo giallo. Secondo giallo. Ed è punto, se non... Lo caccia, È rosso. Cartellino rosso, disperato Ed è 24. Disperato Bonsignore. Si era appoggiato con la testa sul seggiolone. 24 quindi a 21. Jolly che si porta al set point. Mister Tomasello a colloquio con Marco Pugliatti che adesso è al servizio. Scuote la testa, non ci crede. Coach Ruggeri. Bisogna dare una cartellina a Giacomo Tomasello perché nascondeva le indicazioni con una mano aperta. Diceva posto 4, posto 4, invece il centrale 4. Forse un'accompagnata. No, 4 non c'era proprio. A fondo campo la copertura di Mille. Pugliatti verso Dionisio Di Pasquale. Tutti in piedi al Palabonini. Si abbracciano i Primo giocatori punto della Jolly. 2 pari al Palabonini di 5 frondi contro una corazzata come quella dell'Aci Castello. Finisce questo quarto set 25-21. Ricordiamo i parziali di questa partita: 22-25, 25-20, 17-25 e 25-21. Nel terzo set il parziale di 17-25 è dovuto a diversi blackout della Jolly, come ad esempio 7-0 nella prima parte per l'Aci Castello e poi anche un 10-17 per l'Aci Castello. Adesso tutta un'altra partita in questo quinto set, dove i giocatori dovranno dare il massimo dei massimi.
2-2 di set. Complice anche molte chiamate dell'arbitro, le proteste dei giocatori dell'Aci Castello. Io intanto mangio una mentina perché la voce se ne sta andando. Continuano a riscaldarsi i giocatori mentre io vi ricordo di passare dalle nostre pagine social, l'Edicolo di Pinuccio, pagina Instagram e pagina Facebook, per non perdervi nessun post sulle nostre dirette, avvisi di dirette e non solo, anche tanti altri contenuti sulla nostra pagina. Iscrivetevi anche al canale YouTube e attivate la campanellina così in maniera che vi arrivi la notifica di quando andremo in diretta. Fischia adesso l'arbitro, 2-2 e palla al centro, ripeto. Si riuniscono i giocatori e si schierano in campo. Non ci sono cambi nelle due formazioni, quindi Battiato, Passanaro, Balsamo, Bonsignore, Arezzo, Saglimbene e Ruggeri per Aci Castello. Per la Jolly, Francesco Pugliatti, Luciano Mille, Dionisio Di Pasquale, Stefano Diana, Simone Puntorieri, Peppe Orlando e Marco Pugliatti. Stefano Diana che lascia il posto al libero Simone Puntorieri. Si partirà al servizio con al servizio Francesco Pugliatti, no, parte Aci Castello al servizio con Balsamo. (2-2 di set, 0-0 nel punteggio, quinto set qui al Pallabonini di 5 Frondi. Balsamo al servizio su Luciano Mille, l'attacco centrale molto forte di Peppe Orlando, punterieri Pugliatti, Dionisio Di Pasquale, colpo leggero, cerca un pallonetto, non lo trova, errore. Sì, è arrivato scomposto, avanzato sulla palla, non è riuscito poi a coordinarsi. Ma doveva forzare un po' di più. 1-0 quindi per l'Aci Castello. Ancora Balsamo, puntorieri riceve bene, Pugliatti verso Dionisio Di Pasquale che si riscatta subito, ma il pallone è ancora in gioco. Ancora Dionisio Di Pasquale sulle mani del muro di Saglimbene e ottiene palla il in pareggio. posto 5. Ottiene il pareggio, 1-1. Le mani del Pallabonini. Peppe Orlando al servizio. Quindi Jolly che parte al servizio con il centrale, mentre Aci Castello che è partito con l'alzatore. Riceve bene questa palla l'Aci Castello. Eh sì, Saglimbene
Cosa c'è? È out. Asta, non l'avevo visto. 2-1. Questa volta non è salito bene. Ancora Beppe Orlando, quindi per la Jolly. Pallone teso su Ruggeri. Balsamo ancora Togli verso il bene. posto 4. Di testa. Balsamo. Muro della Jolly su Bonsignore. Pugliatti. Dionisio Di Pasquale, Muro. Balsamo a coprire. Attenzione all'altra parte. Muro di Diana. Master block. 3-1 Jolly. Squillano le campane. Ancora lui, Stefano Ad Diana. Avignone. L'altro centrale, Peppe Orlando, ancora al servizio, chiama time out. Coach Ruggeri. Tre a 1 il punteggio. 2-2 di set. Cerca di riposarsi la Cicastello, di rinfrescare le idee, mentre vediamo Fabio Remo in tenuta da allenatore a dare spiegazioni a Peppe Sta Orlando. facendo il corso Fabio per allenatore. Sì, ma se non mi sbaglio sta seguendo anche, l'anno scorso seguiva la femminile, le ragazze della Jolly. 3-1 Peppe Orlando, ancora al servizio. È out. Ah, mannaggia. Lascia sfilare Ruggeri. Stava servendo molto bene Peppe Orlando. Peccato per questa palla out. Di nuovo dietro di uno Eci Castello. Bonsignore al servizio. Jump plot per lui. Tesa. Stefano Ed è Diana. sull'angolino. Stefano Diana. Volevano una palla out i giocatori Ed del è Eci in Castello. campo. È in campo. Nell'angolino. Nel replay l'abbiamo rivisto. 4-2. Altro break Jolly. Più uno. Marco Pugliatti al servizio. Balsamo verso il posto 4. La prende C'è Marco un'invasione purtroppo di Francesco Pugliatti. Sì, ancora si muove la rete. Sì. Però chiamata con un po' di ritardo. L'ha chiamata il secondo, che era lì. Però se l'ha cambiata in un secondo l'ha chiamata subito, scusa. Se era 2-3 secondi erano in ritardo. Luciano Milla a ricevere. Pugliatti verso Francesco Pugliatti, lascia sfilare Dionisio Di Pasquale per ottenere questo money out. Altro break Jolly, 5-3. C'è pronto un cambio? No. È solamente Giulio Pitalis che si muove nel quadratino di riscaldamento della Jolly. Salutiamo anche Giulio. Dionisio Di Pasquale al servizio. Era out. Arezzo a schiacciare. Mani out. Sì, ricce singolare di Arezzo. E torna indietro di uno. La Cicastello. Cambia il servizio per l'ennesima volta. Rientra Pricoco. Esce Saglin bene Probabilmente sarà un cambio che resterà per farlo riposare. Jump Flot per lui, puntoriere a ricevere. Luciano Mille è in campo. È in campo. Stavolta i giocatori della Cicastello lo dicono subito che è in hanno campo. corretto, anche se all'inizio Lo dicono subito che è in campo per evitare altri episodi. 6-4. Diana al Stefano Diana al servizio. non lo sostituisce Tomasello.
Oh, fallo di posizione. 7-4. Aspetta. Vediamo. Vediamo. Secondo arbitro che parla con ancora il capitano Bonsignore. Di carattere il secondo arbitro a sgridare. In 4 gli dice Pricoco al primo arbitro. Un po' di confusione. Vediamo Bonsignore ad andare sotto al seggiolone dell'arbitro. Regia inquadra. Possiamo vedere abbiamo il replay? No, perché non l'abbiamo segnato il replay. No. Vediamo il secondo arbitro. Regia inquadra. Sono troppo lunghe queste discussioni. E viene allontanato invece Tommasello, certo. Tommasello, che dice riprendiamo a giocare o continuiamo? Certo, questa è una perdita di tempo grave per la Jolly. 7-4, vediamo ancora Bonsignore ad andare sotto il seggiolone dell'arbitro. Interruzione molto lunga, Balsamo a parlare con il suo coach. Si deve riprendere a giocare. 7-4. Dopo questo fallo di posizione chiamato dal secondo arbitro, Che è lì poi. Stefano Diana. Balsamo. 4. E la chiama ancora il secondo arbitro. 8-4. Questa era molto evidente, questa quarta. Cambio di campo, avanti di 4 punti la Jolly. Vediamo il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Pronta la Jolly al servizio con Stefano Diana. Stefano Diana al servizio, pallone teso su Ruggeri. Balsamo, attacco centrale, c'è il muro della Jolly con le dita Francesco Pugliatti. Balsamo in bagger verso Arezzo, la palla che gli rimane lì a Francesco Pugliatti, è riuscito a tenerla in gioco. Mille! Vai! Altro mani out per la Jolly. 8-5. 9-5. 9. No, perché 8-5? Sì, infatti, perché sull'8-5 abbiamo avuto il cambio. Io avevo l'8-4 il cambio. Sì. Perché 8-5? È sbagliato il tabellone, punto. Sistemato. Ecco. Se il cambio l'ho fatto su 8-4 non può essere. I palleggi di Dionisio Di Pasquale per scaricare un po' di tensione. Passa la palla, passa il testimone a Stefano Diana sul 9-4 per la Jolly. Pallone teso su Ruggeri che tiene bene, chiamato in causa Arezzo. E Laci Castello ottiene il quinto punto con una grandissima schiacciata di Arezzo. Buona la costruzione, come sempre bravissimo Balsamo a dare dei palloni d'oro ai suoi, ed è proprio Arezzo ad andare al servizio per Laci Castello. Pallone flottante, out. Decimo punto per la Jolly.
10-5. Francesco Bugliatti al servizio. Pallone sempre su Ruggeri. La schiacciata molto forte, bravo Santa Croce a tenere in gioco il pallone. Bugliatti verso Luciano out. Mille, pallone che tocca l'asta. 10-6. Si è lasciato Peccato prendere perché era una bella Sì. botta, però era la un po' fretta, angolata, la fretta. troppo poco lunga e non è riuscito ad angolarla Luciano Mille. 10-6. Passanaro al servizio. Pallone ancora Out. out. Pallone ancora out. 2 errori consecutivi al servizio per Agi Castello. 11-6 per la Jolly. Cambio al servizio. Rientra Domenico Laurendi, esce Marco Bugliatti, si alza il muro della Jolly. Luciano Mille al servizio. Spin per lui. Out. Out. 11-7. Si chiude il cambio della Jolly. Rientra Marco Bugliatti ad alzare al posto di Laurendi. Servizio Eci Castello. Balsamo. L'uomo con la fascia ai capelli. Puntorieri a ricevere Marco Bugliatti, Peppe Orlando, costruzione Eci Castello con il numero 8 Pricoco, ancora Pricoco, tocca il muro della Jolly, copre Francesco Bugliatti. Dionisio Di Pasquale, muro del Eci Castello, Balsamo, ancora verso Pricoco, altro muro della Jolly con Peppe Orlando, Ruggeri, Balsamo, stavolta cambia out. L'attacco di Bonsignore, 12-7. Balsamo che ha dato molti palloni a Pricoco, all'ultimo decide di cambiare zona del campo e la manda a posto 2, ma c'è Cambio, esce Luciano Mille, entra Fabiolino Remo al servizio. sì, dicevo c'era Bonsignore che ha No, sprecato non fa il servizio, questa opportunità. Non è il Peppe servizio, ma è Orlando. l'Orlando Furioso Sì, al servizio. Fabio Remo utilizzato per la ricezione. Sì. 12-7. Bravo Peppe Orlando e a battere in maniera molto tesa il muro della Out. Jolly. Balsamo se la ritrova davanti. È in. È in l'attacco di Pricoco. Balsamo non la voleva prendere quella Sì, palla però che se era gliela c'era destinata addosso, out. quindi Sì, doveva per forza. L'abbiamo proprio rivisto nel replay. Non poteva fare a meno di rimandarla in campo. 12-8. Buon signore, pronto. I fischi del Palabolini di Cinquefrondi. Pallone teso su Dionisio Di Pasquale. Bugliatti, Stefano Diana. Una grandissima palla, pallonetto. Mezzo al campo dove nessuno può raggiungerla. 13-8. Sono i pasticcini di ieri. Sono i Per Stefano pasticcini Diana. di ieri, sì, perché hanno festeggiato qua in Che li dovevamo palestra. dare prima. Bugliatti. Balsamo. Verso Arezzo, bravo qui Arezzo a schiacciare questo pallone come meglio non poteva. 13-9. Battiato alla battiata. Battuta. Ah, scusi, mi è sfuggita. Vediamo come la battierà. I fischi ancora del Palabolini. Quasi non si è sentito il fischio dell'arbitro. Remo a ricevere Francesco Bugliatti. Recupero del Cicastello. Tocca il muro di Stefano Diana. Arezzo sfrutta le mani le falangi del muro per farla impennare e nessuno in fondo è pronto. 13-10, già pronto al servizio Battiato. Cambia il servizio. Cambio.
rientra Vitale. Pericoloso. Vitale nello scorso set ha messo in difficoltà la Jolly, proprio subentrando in battuta. Vedremo cosa combinerà Vitale. Time out chiesto da mister Tomasello, vuole spezzare il ritmo. Ed ecco mister Tomasello che parla con Dionisio Di Pasquale. (13-10) squadre che rientrano in campo. Vitale al servizio. Out. 14-10, match point per la Jolly. Cambio. Esce Fabio Remo ed entra Luciano Mille. Marco Pugliatti, il capitano, anche lui. Palla Bonini in piedi. Tutti col clap. 4 i match point a disposizione. Dionisio Di Pasquale sul libero, Balsamo all'indietro. Dionisio Di Pasquale. Si difende però... Dionisio, ma la palla finisce in tribuna. Primo set point annullato, 14-11. Andiamo alla risposta su battuta ora di Pricoco. Pallone pesante nelle mani di Pricoco. Puntorieri riceve, costretto Mille a tira lungo, ma c'è difesa di Pricoco in fondo, buona guardia, altrettanta difesa di Puntorieri. Ci riprova. Muro out, peccato di poco questo muro out dei Pugliatti. 14-12, altro match point annullato. Chiamerei formazione. Altro pallone pesante nelle mani di Pricoco. Pallone teso, Puntorieri riceve bene, Pugliatti all'indietro per Francesco. Ed è vittoria per Francesco Pugliatti, 15-12, questo quinto set. Prima vittoria della matricola Jolly con una squadra proveniente dalla Serie C, la stessa squadra con innesti dell'ultimo minuto. Dionisio Di Pasquale, innesto importante. Importantissimo, non importante. 3-2, prima vittoria della Jolly, primi 2 punti in classifica. E ricordiamo i parziali. 22-25, Renato, vai, dilli. Allora 22-25, 25-20, 17-25, 25-21 e 15-12. Primi 2 punti per la matricola Jolly contro una squadra di tutto rispetto. Importantissimi questi 2 punti. Guardali. Importante per il morale di questi giovani che per la prima volta calcano un campo di Serie B. E ora tuffo per i tifosi come ai vecchi tempi. Pugliatti parte prima, falsa partenza di Pugliatti, altrettanta falsa partenza, ma recuperano gli altri. Che partita che abbiamo visto. E adesso spazio alle interviste, spazio pubblicità. Non abbiamo portato i microfoni oggi, abbiamo solo le cuffie, quindi dovremo far venire qui mister Tomasello.
Tanto attendiamo la foto di rito, poi vediamo Gabriele che riuscirà a recuperare. Eh sì, ecco che stanno per arrivare Diana, il festeggiato, insieme a Gabriele. Tanto papà Dionisio bacia il pupo, guardiamo il pupo. Siamo? Ci inquadri, Renato? Entrano nell'inquadratura, entrano. O sono troppo alti? Allora, Stefano Diana, grande partita la tua, complimenti dopo il tuo compleanno, quindi servivano i pasticcini per svegliarci un po', o no? No, sì, sicuramente è stata una grande partita e una grande lotta. La volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Poi sicuramente il compleanno ha portato fortuna. Tanti muri tuoi, anche un ottimo servizio, forse era la chiave che mancava nelle prime partite. Sì, serviva qualcosa in più da tutti dopo le scorse partite, dove abbiamo giocato bene ma ci mancava un qualcosa. Qualcosa che abbiamo trovato oggi contro un'ottima squadra come quella di Aci Castello e abbiamo vinto. Complimenti per questi primi Grazie. 2 punti in classifica, speriamo anche in tanti altri. Le campane, ci ricordano Le campane. Grazie, Adesso- grazie a voi. Adesso aspettiamo Dionisio Di Pasquale, che è impegnato con il bimbo. Microfono. Dov'è? Si sente? Ci siamo? Dionisio, innanzitutto bentornato alla Jolly. Grazie mille. Dai l'esperienza che serviva assolutamente in questa squadra e guarda caso arriva la prima vittoria. Vabbè, è stata anche una vittoria voluta, perché è una settimana che lavoriamo. Io ho fatto 3 allenamenti da mercoledì e posso dire che c'era il mister che è le 2 settimane che studiavo questa partita, perché già ci avevo parlato Addirittura. ed era carico. Infatti prima della partita Abbiamo visto. aveva delle sensazioni positive. E è andata bene. Che- Non mi sento di dire l'arrivo, questo e quell'altro. Abbiamo giocato bene e sono contento così. Comunque. Che ne pensi invece di questo gruppo di ragazzi? Perché comunque la Jolly ha la squadra più giovane del campionato. Allora, loro sono un gruppo formato già dall'anno scorso Sì. e giocano bene, sono ragazzi giovani, fa piacere che ci siano questi giovani in giro perché ultimamente i settori giovanili vanno un po' a decadere. È giusto che continuino e gli fanno fare esperienza. Qualche innesto così va bene, così almeno crescono. Perfetto, grazie Ok. a Dionisio Di Buona serata, Pasquale. grazie. Ciao caro, alla prossima. Vediamo se arriva il mister Tomasello. Ora, gliel'avevo detto, però non lo vedo nemmeno qua in mezzo. Sarà già negli spogliatoi. Quindi possiamo chiudere qui il nostro appuntamento sabato prossimo a Bronte, giusto? Non sappiamo se ci saremo, quindi vedremo quale sarà il prossimo appuntamento. Tra 2 settimane, se non mi sbaglio, invece la Jolly riposerà di nuovo. Riposerà di nuovo? Sì, è settimana prossima, quindi si gioca a Bronte. Quindi l'appuntamento di quest'oggi finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito.
Grazie davvero da parte di tutta l'edicola, al prossimo appuntamento, arrivederci.